I ragazzi di generazione 90 con Ocio ai gambe manifestano la voglia di mantenere vitale Venezia, superando il muro dei turisti. Dopo le polemiche sull'invasione estiva di Venezia, sul degrado, sul turismo a numero chiuso, si coglie qualche segnale di risveglio civico fra gli abitanti superstiti. A far notizia è soprattutto la proposta dei giovani di generazione 90. Oggi tutti a Rialto a fare la spesa per riprendersi la normalità. Antonio Sgobba e Paolo Colombatti. A Venezia non ci sono solo i turisti. Circa 500 residenti hanno marciato per ricordarlo. Armati di carretti, trolli e passeggini, sono partiti da Rio Terra San Leonardo per arrivare fino al ponte di Rialto. Obiettivo? Fare la spesa, un gesto quotidiano che a volte rischia di diventare una vera e propria impresa. L'iniziativa si chiama Ocio e gambe che col careo, una delle grida che un veneziano qualunque potrebbe fare nel momento in cui va a fare la spesa con il carretto della spesa, perché diciamo, si trova a fare zig-zag tra le persone, tra i turisti, e fa fatica a fare anche un gesto molto molto normale, molto quotidiano, come andare a fare la spesa. L'idea è venuta a un gruppo di ventenni e trentenni, ma hanno aderito molte associazioni e semplici residenti. Io oggi sono qui perché sono veneziana al 100%, voglio riappropriarmi della mia città finalmente, e anche per divertirmi, per dare un segnale forte, e spero che altri lo colgano. Col lavoro che faccio, che spesso porto un carrello col materiale per il lavoro, sempre stare attento a non prendere le gambe delle persone, queste cose qua, quindi i ponti, sempre attento a chi mi viene incontro, eccetera. I prezzi sono aumentati, le strade non hanno più le signore sedute sulle porte delle case. Ci sentiamo pochi, soli, ma resistiamo.